Tramite pediatri e medici di base, da questa settimana è ufficialmente partita la campagna vaccinale anti-influenzale. Il vaccino è consigliato a tutti, ma è particolarmente suggerito a bambini e anziani. Il vaccino è indicato soprattutto in due fasce di popolazione, la popolazione pediatrica, perché i dati dimostrano che questa fetta di popolazione si ammala molto. Poi c'è la fascia sopra i 60 per evitare le ospedalizzazioni, le complicanze della malattia. Per i bambini il vaccino non è l'unica forma di prevenzione contro l'influenza. Va ricordato come gli stili di vita, il mangiare sano in maniera varia, ma anche l'attività motoria, che può essere in qualche modo distinta dall'attività sportiva, soprattutto nei bambini piccoli, lo stare all'aria aperta, siano due elementi che vengono ancora prima della vaccinazione. Oltre al proprio medico di fiducia per effettuare la vaccinazione, ci si può rivolgere alle farmacie. Abbiamo ad oggi 81 farmacie vaccinatrici, di cui 25 nella zona di Verona città e 56 che vanno a coprire tutta la provincia, quindi una struttura molto compatta in tutta l'ASL Nova Scaligera. Nel frattempo è disponibile anche il vaccino aggiornato per il Covid. Le due somministrazioni possono essere fatte lo stesso giorno, ma non è disponibile il vaccino doppio che protegge da entrambi i virus.